mondo. Amministrative, il giorno dopo la spinta in avanti di Forza Italia sui candidati, il numero 1 del Carroccio in Veneto suggella lo scontro, battaglia senza esclusione di colpi, dice Gianantonio Darè, hanno paura di noi dopo referendum. 2 tragedie della strada stamane in Veneto. A Conegliano un ciclista perde la vita colpito dalla portiera di un'auto aperta incautamente. Nel bellunese automobilista esce di strada e si schianta. Allerta meteo domani in Veneto, in arrivo nubifragi e forte vento, scattano in più città le difese per combattere rischi idrogeologici, anche la neve prevista a 1300 metri. La guerra dei medici di base con la doppia serata degli ambulatori la prossima settimana, non solo schermaglie con la regione, c'è anche la rabbia degli utenti per i disagi in arrivo. Cerimonia in tutto il Veneto per il 4 novembre, nell'anno del centenario della disfatta di Caporetto, l'omaggio ed il ricordo dei soldati morti nella Grande Guerra. Hacker veneziano trova un nervo scoperto della invulnerabilità del sistema di Tor, il software per navigare in segreto sul web, ed allerta il colosso americano che lo gestisce, il suo racconto. Anche un sacerdote padovano è finito nella rete dell'autovelox installato da poche settimane ad Albignasego lungo la tangenziale, ed il prelato si è sfogato su Facebook. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la politica con la guerra nel centrodestra dopo che Forza Italia ha dichiarato di voler correre con propri candidati alle prossime amministrative a partire da Treviso. L'ira del Carroccio con il segretario Darè che annuncia sarà guerra, vogliono farci perdere perché la Lega è troppo forte dopo il referendum. Sentiamo. Accettiamo questa sfida, accettiamo questa provocazione, accettiamo questa dichiarazione di guerra. Amministrative 2018, Forza Italia vuole la guerra e guerra sia. Non ha dubbi il segretario nazionale della Liga Gianantonio Darè dopo la rottura dell'alleanza con la presentazione di candidati degli azzurri a partire da Treviso, il comune più importante da riconquistare per il Carroccio dopo la vittoria di Manildo nel 2013. Forza Italia ha ufficializzato il nome di Andrea De Checchi. Ad appoggiarlo ci sono anche tutta una serie di liste di area moderata e cattolica, oltre, ed è qui il nodo dello scontro, alla lista che fa capo allo sceriffo Giancarlo Gentilini, per il quale ha già pronto il cartellino rosso di espulsione dalla Lega. Giovedì il Consiglio nazionale con Salvini e l'ufficializzazione del candidato sindaco del partito. Viene dato per certo Mario Conte, capogruppo a Palazzo dei 300, probabilmente affiancato dall'ex parlamentare Mauro Michelon, ma l'ira di Darè è destinata ad andare ben oltre i confini della Marca, da Vicenza a San Donà, dove Forza Italia vuole correre con propri candidati. La guerra è stata dichiarata da Brunetta, candidando subito un candidato di Forza Italia. La Lega non ha ancora espresso nessun candidato a Treviso, ma è chiaro che questa è una provocazione nei confronti della Lega troppo forte in questo momento, soprattutto dopo il referendum. E se la regione per Darè non si tocca, assessori e consiglieri devono lavorare per portare a casa l'autonomia, le conseguenze della rottura dell'alleanza con Forza Italia potrebbero farsi sentire nei numerosi comuni guidati dal centrodestra unito, a partire proprio da Conegliano, dove con l'appoggio della Lega è stato eletto il coordinatore azzurro Fabio Chies. È un accordo che durava da 3 anni, non è stato rispettato, ne prendiamo atto, ognuno si prenda le proprie responsabilità. È pronta la risposta a Darè da parte di Forza Italia per bocca del presidente dei deputati azzurri Renato Brunetta alla presentazione del candidato sindaco di Treviso Andrea De Checchi. Sentiamo. Capisco tutto, solo non mi piacciono le parole guerra, nemico. In politica ci sono avversari, in politica ci sono competitori, in politica ci si confronta con le idee. Idee che secondo Forza Italia al momento mancano alla Lega trevigiana. Troppo concentrati sui nomi, Mario Conte, Mauro Michelon, Mister X, il professionista esterno che non piace ai vertici del Carroccio, per spiegare bene invece ciò che tutti si aspettano, il programma della Lega per Treviso in alternativa a quello di Giovanni Manildo. Leghisti troppo ossessionati dai sondaggi, che tra l'altro darebbero l'attuale sindaco con un gradimento sopra il 50% e l'eretico Gentilini all'8%, quindi centrodestra perdente già al primo turno. Ecco perché Forza Italia fa questa forzatura, pronta però a ridiscutere tutto. Noi pensiamo di avere il candidato migliore con il programma migliore. Confrontiamoci,
vediamo se è possibile trovare una sintesi, altrimenti la sintesi la trovano i cittadini al primo turno, alle prossime elezioni, per poi andare insieme a vincere. Azzurri che hanno ribadito, seppur con delicatezza, l'inadeguatezza dei nomi fin qui proposti dalla Lega. Perché io credo che ci sia un dovere e una responsabilità forte che abbiamo come Forza Italia, che abbiamo qui come abbiamo in tutti i comuni, che è quella di dare ai nostri concittadini e ai nostri elettori i candidati sindaci adeguati, i migliori, quelli che possono dare le risposte che i cittadini ci chiedono. E alla Lega, che già la settimana prossima discuterà con gli alleati il futuro dell'Italia con sul tavolo i dati della Sicilia, il presidente Brunetta ribatte. All'amico D'Alema un grande sorriso. Tanto stiamo per vincere le elezioni politiche, tanto siamo condannati a governare insieme per i prossimi 20 anni. Non sarà certamente una discussione su Treviso a farci cambiare strada. Ed ora la cronaca, 2 tragedie della strada oggi in Veneto, in località Paludi a Ponte nelle Alpi. Questa mattina un automobilista 62enne di Puos dal Pago ha perso la vita nella fuoriuscita autonoma della sua vettura. I testimoni che hanno assistito al dramma hanno chiamato subito i soccorsi, il 118 ed i carabinieri. Nella zona è arrivato anche l'elicottero del SUEM, ma purtroppo al personale medico non è restato che constatare il decesso dell'uomo. E quasi nello stesso momento a Conegliano un altro dramma, vittima un ciclista che, colpito dalla portiera di un'auto aperta all'improvviso, è morto sotto gli occhi della figlia. Sentiamo. Un giro in bici con la figlia nella campagna della Pedemontana, un sabato mattina che si trasforma in tragedia per Francesco Vazzoleretto, 63enne di Spresiano, vittima di un assurdo incidente in via Lurda, Conegliano, nei pressi della chiesa dell'Immacolata. L'uomo procedeva in sella alla bici in direzione Tarzo quando è stato centrato in pieno dalla portiera di una appunto parcheggiata lato strada. La donna, che era la guida della vettura, evidentemente non si è accorta delle bici che stavano sopraggiungendo ed ha aperto la portiera per scendere colpendo la bici di Vazzoleretto. L'impatto è stato molto violento, l'uomo è caduto a terra ed è morto praticamente sul colpo. Invano i sanitari del 118, giunti sul posto con l'ambulanza, hanno cercato di rianimarlo. Sotto shock la figlia, 35enne, rimasta pure lei coinvolta nello schianto. Non ha fortunatamente riportato ferite gravi, ma sconvolta per l'accaduto è stata trasportata all'ospedale per accertamenti. La donna, che era la guida dell'auto, 69 anni, residente in città, indagata per omicidio stradale, anch'ella sotto shock, ha raccontato di aver aperto la portiera senza accorgersi del sopraggiungere della bici. Sul posto, per le indagini, gli agenti della polizia locale di Conegliano. Però non tutti la usufruiscono, perché tu non puoi fare destra e sinistra, come fai a incrociarti? Il problema è anche questo, cioè non è che... Allora la ciclabile è larga 1 metro, perché non è più di 1,20 m. Come fai 2 ciclisti destra e sinistra, come fai che vanno via a 40 all'ora, 50 all'ora, come fai? La zona è molto frequentata dai ciclisti, c'è la pista ciclabile, ma lamentano i numerosi frequentatori, è troppo stretta. E ieri sera invece la tragica fine del 19enne Manuel Verdolin, che ha perso la vita mentre stava rincasando in sella al suo scooter a San Giovanni Lupatoto nel Veronese. Per cause in corso di accertamento il giovane si è schiantato contro la fiancata destra di una vettura che all'improvviso gli ha tagliato la strada, probabilmente per svoltare a sinistra. Per lui non c'è stato scampo e quando i soccorritori di Verona Emergenza sono arrivati, per il 19enne non c'era più niente da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere. Ed ora parliamo del tempo, perché dopo questo lunghissimo periodo di siccità arriverà da domani il maltempo. È allerta meteo su tutto il Veneto, a segnalarlo la regione, e gli esperti annunciano per domenica una raffica di nubifragi con possibili bombe d'acqua e forte vento. Occhi all'insù, cercando di scongiurare il peggio. Sentiamo. Potrebbe piovere, cadere quasi la metà della quantità di pioggia che normalmente si ha in tutto il mese di novembre. L'allerta meteo è in arrivo, lo conferma il meteorologo Giancarlo Iannicelli. C'è una precipitazione molto abbondante, quindi ma a questo tipo di comportamento ormai il tempo ci ha abituato, questo è il nuovo clima, tanti mesi, addirittura tante settimane senza precipitazione e poi poche ore con tanta precipitazione. Questo crea qualche problema perché intanto il terreno è molto arido, quindi rifiuta
la pioggia, quindi scorre velocemente e si accumula magari fino a creare problemi. La Regione ha già diffuso lo stato di attenzione per tutto il territorio, con particolare attenzione per le zone pedemontane e montane dove è prevista anche la neve. Domenica bisogna stare attenti anche a qualche rinforzo di vento che localmente sarà intenso, e cominciano, ma questo anche finalmente, le nevicate in montagna naturalmente. Le prime nevicate le potremo avere sabato, domenica mattina a quota 1700-1800, però domenica, lunedì scende la quota, si abbassano le temperature, quindi intorno ai 1200-1300 metri. Ma il tempo che durerà almeno fino a martedì. Domenica, lunedì, martedì ancora con precipitazioni, però il momento critico è domenica, lunedì e martedì dovrebbe essere già un tipo di precipitazione molto meno intensa e molto più intervallata, quindi lascerà anche spazi di non pioggia. Mercoledì avremo un intervallo, e poi ancora giovedì e venerdì ancora con una situazione di instabilità, ripeto, non intensa, quindi si calma lentamente la situazione, e poi sabato e domenica, ma poi confermeremo, addirittura si prevede tempo bello, tempo addirittura domenica prossima soleggiato. Oggi la commemorazione del 4 novembre e nella Marca della Grande Guerra un giorno speciale dedicato al ricordo. Vediamo. Da un luogo simbolo come il Sacrario Militare di Fagarè, le emozioni di un giorno che è omaggio e ricordo. Da quei nomi scolpiti nella storia alle altre città della Marca per un 4 novembre da brivido. Vittorio Veneto, Treviso, Conegliano, non c'è luogo dove l'eco dei soldati morti non si faccia sentire forte raggiungendo il cuore. Soprattutto nel 2017 in cui scoccano i 100 anni della disfatta di Caporetto, terribile punto di svolta verso la riscossa. È il 4 novembre di tutti. Uomini, donne, anziani e soprattutto giovani, bimbi che osservano la storia con la S maiuscola e studenti come quelli che a Conegliano affollano Piazza Cima e affidano a una loro rappresentante parole importanti. Oggi siamo qui per onorare questa memoria, perché, per quanto impossibile sia, ricordare ogni nome, ogni singolo essere umano che in guerra o a causa della guerra ha perso la vita, è nostro dovere e dovere di tutta la collettività fermarsi a pensare a come questi uomini hanno cambiato la storia. E nella città della vittoria un'altra emozione grandissima. Dappertutto è un solo grido che si leva: ricordarli, sempre. Vogliamo ricordare con orgoglio, con riconoscenza, ogni singolo essere umano che ha combattuto per una causa, la causa della patria. Questo discorso non vuole essere un elogio al conflitto armato. Queste nostre parole vogliono mantenere viva la fiaccola della memoria collettiva, per ricordare come la guerra e la morte sono venute a bussare alle nostre case. Ed il 4 novembre è una data storica anche per la città d'Italia, perché a Villa Giusti, nel quartiere della Mandria, esattamente 100 anni fa, fu firmato l'armistizio che pose fine alla Grande Guerra. Sentiamo. La guerra contro l'Austria-Ungheria è vinta. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano difeso con orgogliosa sicurezza. Le armi cominciarono a tacere il 4 novembre 1918, 24 ore dopo che in questa stanza di Villa Giusti, alle porte di Padova, gli alti ufficiali dell'impero austro-ungarico e quelli del comando italiano firmarono l'armistizio che decretò l'Italia vincitrice della Prima Guerra Mondiale. Padova fu quindi nei 3 giorni di trattativa al centro della politica europea. E quello che è grave, che nessuno lo rivendica, nel senso che Padova, proprio nella Grande Guerra, ha avuto un ruolo importantissimo, è il primo passo per la pace di Parigi. Cioè questo che non si rende conto, Padova storicamente è una città che non ha rivali.
A Padova sono molti i luoghi legati alla Grande Guerra, l'attuale scuola Teresianum, sede del comando italiano, visitato anche dal re, o l'ospedale militare di via San Giovanni da Verdara, e poi la stazione ferroviaria, il Tempio della Pace e il cimitero monumentale. Villa Giusti, di proprietà del conte Vettor Giusti del Giardino, venne scelta per la firma. Fisicamente è stato l'incontro di plenipotenziari italiani con a capo Badoglio e quelli austro-ungarici con a capo il conte Victor von Webenau, appunto, dove firmarono prima di tutto la resa e le condizioni dettate dall'Italia vincitrice, quindi avvenne qui e da qui partì proprio il cambiamento della storia e dell'Europa stessa. Di quel giorno rimangono il tavolo, le sedie, il testo dell'armistizio, un registro, ma il ricordo che deve essere trasmesso anche ai giovani che visitano numerosi questo luogo e che restano molto colpiti. Gli alunni sono contenti, sono emozionati e partecipano sempre molto volentieri anche dal punto di vista musicale, perché loro, appunto, essendo iscritti alla scuola indirizzo musicale Ruzzante, suonano l'Inno di Mameli e la Leggenda del Piave e partecipano veramente con grande emozione. Ed ora la guerra dei medici di base, con la doppia serrata degli ambulatori la prossima settimana, non solo schermaglie con la regione, ma c'è anche la rabbia degli utenti per i disagi. Sentiamo. No, non per niente è giusta. Chi sta male dove va? Già, dove si andrà? Necessariamente ad affollare il pronto soccorso dell'ospedale, creando ulteriori disagi. Lo scenario è questo, con la serata degli ambulatori decisa dai medici di base per l'8 e il 9 novembre, solo una delle 81 chiusure programmate di qui ai prossimi mesi nel braccio di ferro con la regione. Una situazione definita folle dal Tribunale del Malato in questi giorni, perché a rimetterci alla fine sono loro, gli utenti, che non nascondono la loro rabbia. Si va che i medici lavorano 4 ore, non ti guardano, non ti sorricette, ma va cori, è una vergogna. È sicuro che è normale che gli utenti subiscano un disagio? Credo sì, perché abbiamo bisogno sempre. I più sperano rientri tutto con un accordo in extremis, ma lo scenario è grigio, anzi nero. Penso che non va bene perché c'è gente che ha bisogno e si trova in difficoltà. Non è giusto? Sicuramente può essere un disagio per le persone, perché non si può pensare oggi sto bene, domani sto bene, eccetera, quindi la necessità di avere un ambulatorio sempre aperto è necessario. Ed ora parliamo di informatica, ma prima linea alla regia per la pubblicità. Tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con il TG del Veneto. Parliamo appunto ora di informatica, perché è un hacker veneziano a trovare il nervo scoperto di invulnerabilità del sistema Tor, il software per navigare in segreto sul web. Proprio lui ha allertato il colosso americano che lo gestisce e ci ha posto una pezza. Sentiamo. Tante volte cerchiamo delle falle mirando un prodotto, in questo caso diciamo che è stata una vulnerabilità quasi scoperta per caso. Una falla nella invulnerabilità del sistema di Tor, la sottorete all'interno di Internet che consente agli utenti di accedere alla rete in maniera anonima, cercare e pubblicare informazioni che altrimenti, soprattutto nei paesi in cui la libertà di espressione si paga anche con la vita, possono essere intercettate con conseguenze facilmente immaginabili. Una scoperta fatta per caso a inizio ottobre durante una delle tante attività di ricerca svolta quotidianamente dall'azienda che monitora la sicurezza della rete, che ha sede a Mestre, di cui Filippo Cavallarin, 35 anni, veneziano del Lido, è amministratore delegato. Ho scoperto una falla che permette appunto di de-anonimizzare alcuni utenti della rete Tor. Una fetta di questi utenti, quelli Mac e Linux, praticamente riesco a scoprire la loro vera identità qualora questi accedessero ad un server sotto il mio controllo. Scoperta la falla, Filippo e i suoi collaboratori hanno allertato immediatamente il colosso americano, che prima ci ha messo una pezza, e poi ha ringraziato pubblicamente il team che è balzato agli onori della cronaca internazionale. La strada scelta dalla società di Cavallarin è quella che si può definire dell'hacker etico, che fa ricerca, trova la vulnerabilità dei sistemi al solo scopo di innalzarne la sicurezza. Ma non sempre è così, e va da sé che tali scoperte possono essere monetizzate nel vasto mercato sia legale che illegale, consegnando le proprie armi nelle mani di qualcuno che non si sa come le utilizzerà. Tra dire guadagno dei soldi e rischio di fare del male delle persone, ho scelto di non fare del male delle persone e quindi comunicare a chi di dovere la falla in modo tale che potesse essere risolta.
Anche un sacerdote padovano è finito nella rete dell'autovelox installato da poche settimane ad Albignasego lungo la tangenziale, ed il parroco si è sfidato su Facebook. Sentiamo. Anche Don Luca Ferro è rimasto vittima del nuovo autovelox in tangenziale. Il sacerdote, fino a poco tempo fa ad Albignasego, ora nelle Marche, si è sfogato su Facebook. Sono arrabbiato con un autovelox messo in una zona dove prima il limite era 90. Ringrazio di cuore e dico preghierina, scrive. Ne avrei di cose da dire, ma per ora silenzio. Propongo un autovelox anche sui parcheggi selvaggi e immediatamente sono arrivate decine di commenti. Ed ora allo sport con il basket. l'Umana Reyer si prepara ad affrontare Torino domenica al Taliercio. Sentiamo l'analisi di coach De Raffaele. Un'altra partita casalinga vedrà i campioni d'Italia sfidare Fiat Torino domenica alle 19 al Palasport Taliercio. È una squadra che sta facendo molto bene, di grande qualità, una squadra costruita con ambizione per reggere il confronto su 2 competizioni, e sta dimostrando di aver costruito una squadra con tanti buoni giocatori, con intelligenza, una squadra che ha in Vujacic e Mbappé forse i 2 giocatori più rappresentativi, ma anche Gareth, Patterson, gli italiani come Poeta, quindi una squadra difficile che sta occupando meritatamente i piani alti della classifica, quindi un'altra sfida difficile. Proprio per questo motivo l'attenzione e l'intensità di gioco dovranno essere massime nei 40 minuti. È un po' l'obiettivo che abbiamo, perché che abbiamo iniziato con Bologna, che abbiamo continuato con Strasburgo soprattutto, e credo che questa contro squadre così di qualità, con giocatori di livello anche superiore, perché Vujacic e Mbappé sono giocatori veramente di alto livello, sarà importante in ogni momento della partita riuscire ad avere questa attenzione sui particolari. Ed è tutto, ci salutiamo con il nostro meteo e le previsioni del tempo per domani. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Una perturbazione atlantica determina un forte peggioramento del tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto maltempo diffuso nel corso della giornata odierna, con rovesci e temporali localmente di forte intensità e con precipitazioni che potrebbero risultare anche abbondanti. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime saranno comprese tra i 13 e i 21 gradi, valori minimi tra 11 e 15 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui rovesci e fenomeni temporaleschi molto diffusi e localmente anche di forte intensità, più soleggiato sul Triestino. Le temperature massime saranno comprese tra i 15 e i 18 gradi, minime invece oscillanti tra i 12 e i 13 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, piogge diffuse nel corso della giornata e anche localmente abbondanti. Le temperature massime saranno comprese tra i 14 e i 16 gradi, minime invece tra 8 e 12 gradi circa. Il mare sarà generalmente molto mosso, i venti molto forti sudorientali. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.